Partiamo da un presupposto che il Veneto è la prima viticoltura d'Italia con 11 milioni di ettolitri, l'Italia è il primo produttore al mondo. Dopodiché noi nel nostro contesto, con le tante denominazioni che abbiamo anche una di queste denominazioni che è quella del Prosecco DOC e di OCG, che rappresentano sostanzialmente la più grande denominazione al mondo. C'è da dire che in questo contesto ormai possiamo dire con tranquillità che una bottiglia di bollicine su 3 nel mondo viene da questi territori. Bisognerà continuare a seguire il prodotto e il posizionamento sul mercato e soprattutto che ci sia sempre una grande sinergia tra i produttori, i trasformatori e tutto il mondo che poi si occupa della commercializzazione. Ecco, una macchina importantissima anche per il turismo, abbiamo visto anche nelle colline piccole di Alba Dobbiale numeri record anche quest'anno. Sì, è ovvio che poi c'è tutta l'abbinata di quello che è poi questa risorsa del patrimonio dell'umanità che ho voluto abbinare in maniera tale che si possa pensare anche a quello che è l'ambizione e la vocazione turistica del territorio, e questi milioni di presenze turistiche al quale puntiamo al 10° anno si sta pian piano avvicinando, e quindi direi che anche lì è un risultato raggiunto. Non dimentichiamoci che tutto questo viene messo in rete con la grande promozione delle Olimpiadi, che anche sulle colline patrimonio dell'umanità peserà e peserà non poco.